La piazza del rispetto? Nel cuore di un piccolo paese, dove le case colorate si stringevano intorno a una vecchia piazza, vivevano tre amici, Aura, Flint e Shimmer. Erano entusiasti. Il sindaco aveva annunciato un progetto speciale, rivitalizzare la piazza, un tempo vivace, ora un po' trascurata. Il giorno dopo si ritrovarono in piazza, ognuno con la testa piena di idee. «Dobbiamo iniziare dal parco giochi!» esclamò Flint, saltando sul posto. «No, prima i fiori!» interruppe Shimmer, con un tono più calmo ma determinato. Aura cercò di dire la sua, ma le sue parole si persero nel frastuono. Nonno Enzo, un anziano signore con occhi saggi e un sorriso gentile, li osservava da lontano, seduto su una panchina. I bambini provarono a lavorare, ma senza un piano comune i risultati erano disastrosi. Un secchio di vernice quasi si rovesciò, gli attrezzi finivano sempre nel posto sbagliato. La frustrazione cresceva. «Non ci capiamo!» esclamò Flint, appoggiando le mani sui fianchi. Shimmer sospirò, sentendosi inascoltata. Aura provò a suggerire: «Forse dovremmo…» ma Flint la interruppe di nuovo, troppo preso dalla sua idea. Nonno Enzo si avvicinò lentamente. «Ragazzi», disse con voce calma, «sapete, un'orchestra non suona bene se ogni strumento va per conto suo. Ogni musicista deve ascoltare gli altri e il direttore, anche se suona una nota diversa». Le parole di nonno Enzo risuonarono nelle loro menti. Aura fu la prima a parlare. «Nonno Enzo ha ragione, dobbiamo ascoltarci. Che ne dite se proviamo di nuovo? Ma questa volta, ognuno di noi avrà il suo turno per parlare, senza interruzioni». Iniziarono. Shimmer, con un po' di timidezza, spiegò il suo piano dettagliato per i giardini fioriti. Aveva pensato a ogni tipo di fiore, a come disporli per creare un arcobaleno di colori. Flint, che di solito era impaziente, ascoltò con attenzione, sorpreso dalla profondità delle sue idee. Poi fu il turno di Flint. Con la sua solita energia, descrisse le sue idee per il parco giochi, immaginando altalene più alte e scivoli più veloci. Aura lo aiutò a raffinare i dettagli, assicurandosi che tutto fosse divertente ma anche sicuro. Le loro idee si intrecciavano, migliorandosi a vicenda. La piazza cominciò a trasformarsi. Lavoravano insieme, chiedendo pareri, offrendo aiuto, rispettando le diverse abilità di ognuno. Flint era bravo a spostare le cose pesanti, Shimmer aveva un occhio per i dettagli e Aura era un'ottima organizzatrice. Nonno Enzo li osservava, il suo sorriso ora più ampio e soddisfatto. Finalmente, il giorno dell'inaugurazione arrivò. La piazza, ora vibrante e piena di vita, era un capolavoro di collaborazione. Bambini e adulti del paese si riunirono, ammirando il loro nuovo spazio. I tre amici si guardarono, orgogliosi. Avevano imparato che il rispetto era la vera chiave, non solo per costruire una piazza, ma per costruire una comunità. Nel nuovo parco giochi, i bambini ridevano e giocavano. Gli adulti chiacchieravano sulle panchine, godendosi il sole. Non c'erano più discussioni, solo un'atmosfera di gioia e armonia. Ogni persona si sentiva parte di qualcosa di più grande, unita dal filo invisibile del rispetto. Aura, Flint e Shimmer si sedettero insieme su una panchina, osservando la piazza animata. Avevano capito che il rispetto non era solo una parola, ma un modo di vivere, un ponte che univa le persone, rendendo ogni giorno più luminoso e ogni comunità più forte.